Siamo oramai alla fine di febbraio. Il 15, data storica per l'autonomia, è passato da un pezzo. Il nostro governatore Luca Zaia ci aveva dato degli step che sono miseramente falliti. Il video che seguirà non è un atto d'accusa nei confronti di Luca Zaia, ma è un atto di riflessione nei confronti delle dichiarazioni che ha fatto Luca Zaia durante questo percorso autonomista. È uno stimolo, ma ve lo spiegherò alla fine. Credo che l'indipendenza sia assolutamente un bel progetto sul quale bisogna ragionarci, bisogna farlo con serietà, in modo tale che il confronto giuridico sia democratico e pacifico. È proprio così, anche perché se si applicano i dettami della Costituzione, 23 competenze con il relativo federalismo fiscale ci portano nelle condizioni di fatto di essere come Trento e Bolzano. Questo può anche dare una spiegazione a chi da Roma dice 23 sono troppe. Ma noi siamo pronti, nel senso che il disegno di legge statale di iniziativa regionale c'è già, 58 articoli e vengono elencate tutte le competenze, le 23 e come articolarle. Ovviamente poi cercheremo di capire fino a che punto questo governo sarà in grado di affrontare il tavolo delle trattative e poi quando il testimone passerà al prossimo governo. È un Natale strepitoso, stupendo, soprattutto sotto l'albero il regalo dell'autonomia. E quello che qualcuno considerava utopia, follia, irrealizzabile, invece diventa realtà. Per la prima volta nella storia, dopo la Costituzione repubblicana del 1948, in Consiglio dei Ministri di questa Repubblica entra il progetto dell'autonomia. Quell'autonomia che noi veneti vogliamo, l'abbiamo detto a gran voce, con 2.328.000 voti al referendum. Benvenga a quello che sta accadendo, si è incardinato il provvedimento per la sua trattazione e il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, il Ministro Stefani e il Vice Premier Salvini oggi nella conferenza stampa hanno anche dato quella che noi definiamo la roadmap, ovvero la strada da fare da qui alla firma finale. Si parla ovviamente di una tappa intermedia del 15 gennaio per chiudere la trattativa e dopodiché una firma ipotizzata il 15 febbraio. Direi che ci siamo, noi pancia a terra lavoriamo, niente vacanze, niente svaghi, niente distrazioni, perché comunque il nostro progetto delle 23 materie lo vogliamo realizzare, è in linea con la Costituzione, come abbiamo sempre detto, e questo è il merito di chi? Dei tanti veneti che ci hanno creduto, di quei 2.328.000 veneti che ci hanno creduto. Sì, non lo trovo neanche scandaloso, visto e considerato che è scritto in Costituzione che una regione può chiedere le 23 materie. Ricordiamo ai cittadini che in Costituzione c'è addirittura l'elenco delle 23 materie. Quindi noi abbiamo fatto un referendum per le 23 materie, continuiamo a chiedere le 23 materie, siamo a disposizione, però è un'intesa. Roma non deve prevaricare il Veneto non deve prevaricare Roma. Soluzioni annacquate ovviamente non ne sottoscrivo. Caro governatore, hai ragione. Intese annacquate non bisogna fermarne. Noi vogliamo non le 23 materie, ma le 23 materie con il 9/10 di istituto fiscale. Qualunque altra cosa non è l'autonomia che i veneti hanno votato. Pertanto, caro governatore, prendi il coraggio per le mani, abbandona se serve il tuo padrone Salvini ed inizia a portare i veneti in piazza. Se vuoi, lo puoi fare.